Democrazia partecipata, un clic in favore dei poveri. L'Associazione Volontari di Strada di Agrigento si rivolge agli agrigentini nell'ambito del progetto avviato dal Comune sulla democrazia partecipata. Cliccando alla voce Sostegno alla povertà significa aiutare in concreto le tante famiglie che hanno bisogno di un aiuto per sopravvivere. La perdita del lavoro, ma anche forme di lavoro precario, scrivono i volontari di strada, hanno determinato ad Agrigento l'insorgere di nuovi poveri. Da qui la necessità che si diano risposte concrete. Secondo i volontari, per contrastare l'emergenza povertà, occorre l'impegno costante non solo delle istituzioni, ma anche delle associazioni di volontariato. I volontari di strada fanno appello agli agrigentini a dare la propria preferenza nel sondaggio Democrazia Partecipata proprio all'associazione che si occupa dei bisognosi, cliccando alla voce Sostegno alla povertà. I volontari ribadiscono la grande sensibilità dimostrata in passato dagli agrigentini in favore dei poveri. Anche stavolta l'augurio è che possa prevalere la sensibilità. Intanto, riguardo il sondaggio, interviene con una nota piuttosto critica Marcella Carlisi del Movimento 5 Stelle. La consigliera comunale lamenta tra l'altro che tra le proposte soggette a votazione non sia stata inserita quella sui disabili, mantenendo invece alcune altre voci che sarebbero gradite in primo luogo al sindaco di Agrigento Firetto. È possibile votare fino al 28 marzo online o recandosi presso le sedi della Biblioteca Comunale di Agrigento, Villa Seta e Giardina Gallotti.